Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. In questa puntata torniamo a conoscere altri pronomi, questa volta abbiamo pronomi e aggettivi dimostrativi. Sono facili, se non vi preoccupate che questa volta pure lo siamo a comprendere bene e poi possiamo imparare un montone di cose che sono proprio disidentità sarda per usare i pronomi e i aggettivi, cosa che magari non pensiate mai potrà succedere. Tanto andiamo, commenta chi sempre noi, ci l'orbitiamo a bella bello, su plurale, su singolare, su maschile, su femminile e poi lo pigliamo uno per uno, poi lo si spiegare come sono e come si usano. Cominciamo da su maschile singolare e tanto sono custu, cussu e cuddu, che a su femminile singolare diventano custa, cussa e cudda. Poi su plurale, vale desa regola che abbiamo imparato per agere su plurale desa altre parole. Sicuramente, pensate a su maschile, custu, cussu e cuddu finini cussau, si agere, basta da aggiungere una O e una S e diventano custoso, cussoso e cuddoso. Poi al femminile, plurale è stessa cosa, finiti cussà e aggiungiamo una S e diventano custasa, cussasa e cuddasa. Tanto questa l'avete compreso, non è che possiamo elencare persone, se possiamo elencare tre tipi di pronomi o aggettivi dimostrativi a seconda di come si usano. Vale ad esempio questa regola che vale in italiano, se me lo intendete, se chi l'ornaro è solo di un altro nome, sono come un aggettivo. Si sono al supposto di un nome che si chiede narrare sono pronomi. Poi imparare la differenza che vi sono tra questo pronomi o aggettivo dimostrativo che possiamo come bornaro diretto che valene per le persone, per le cose e per gli animali. Cominciamo da custu, custa, custoso e custasa. Questo è il primo tipo e si usano quando Dio si vede di una persona o di una cosa che è il solo mio. Quando invece Dio usa cussu, cussa, cussoso o cussasa, che dire che sa cosa o sa persona che si vede di Dio è il solo della persona che mi sta ascoltando. Tendete bene la differenza? Quando Dio invece uso la forma dell'aggettivo o pronome dimostrativo cuddu, cudda, cuddoso o cuddasa, che chi siamo vedendo di una cosa o di una persona che non è né il solo di chi è vedendo né il solo di chi è ascoltando. Va bene? Tanto torniamo all'orbiere uno a uno. Questa differenza è importante, caso il sardo, poi possiamo andare a altre differenze per in questo tipo di cose a seconda di una cosa sia da corso o in dedda di chi è fedando di chi sta ascoltando, che comprendete se canto il sardo dà in il sardo importanza a questa differenza, tanto amornocchi. Questo è può dare di una cosa o di una persona che è solo a chi va data. Questo è una persona o una cosa che è il solo di chi è ascoltata e cuddu invece può dare di una cosa o di una persona che non è il solo né a chi va data né a chi è ascoltata. Poi si ponendo che il sardo dà a vera importanza a me da questa differenza, e forse si manco tanto si tiene in italiano che questa differenza esiste in tutto la lingua, sono differenze minori che a volte si sballano proprio che sono minori, però è giusto alla sconoscere bene la regola se può usare questo aggettivo o pronome dimostrativo e questa differenza
sardos la ponene peri in avverbi di luogo, in trese esattamente di questi avverbi di luogo, chi sono? In noche, in cue lo può dire si intendere peri senza su in e può dire si intende solo cue, in cudai, samate si cosa, in lo può dire se peri non narrare e narrare solo in cudai, e narrare solo cudai. In noche este il soru este a curso de chi è faeddata, in cue este il soru de esa persone chi este ascoltante, in cudai o cudai, come te posapona prima, non esti solo né esa persone chi è feddante e non esti solo manco de esa persone chi este ascoltante. Come, dato che siamo qui in tutto, questa differenza, minoredda, ma importante, il sardo, posso narrare per un'altra curiosità di chi vale, ad esempio, può su essere a corso o in dedda di una cosa o di una persona. Ed este desos avverbios de modo. Avverbios de modo che in sardo questo lo si intendete sapere un meta e sono gosi o goi e gasi o gai. Sono, possiamo due varianti, che a metà volta lo potete intendere in forma gosi, ma lo potete intendere per la forma goi, che è tutto un po' su gasi e su gai, però apogrefio a tornare tutte e due varianti, che tutte e due varianti sono meta diffuse in Sardegna. Su gosi o gai, este su modo di agere o di narrare una cosa che este de chi è faeddata. Su gasi o gai este su modo di agere o di narrare una cosa che este solo de chi ascolta. Per non comprendere, si deo l'ordeppo usare in un esempio, naro si deo lazzo coi, tu e lager gai. Si deo lazzo cosi, tu e lager gasi. Questa è una differenza minoredda che però è giusto alla rischire. Tanto, abbiamo imparato in questa puntata. In questa puntata abbiamo imparato gli aggettivi e i pronomi dimostrativi, aumentando le differenze di ponere quando siamo in solo o in dedda della cosa che stiamo vedendo. Abbiamo imparato la differenza che si usa da po avverbio di luogo e per po avverbio di modo. Può borlassare questa volta, scherzo narrare un udizio, salutante, che non è mai di questa non vivo, che è una cosa può narrare che non tocca da mai di narrare di una cosa non vi la può fare mai, che non si schidi mai in sa vita. Deo con questo udizio che può greffio narrerò e buon saluto e buon appuntamento alla prossima puntata per imparare la lingua sarda.